La Calabria flagellata dal maltempo e il territorio è in ginocchio soprattutto nella zona del Catanzarese, dove per tutta la notte ha continuato a piovere. Dopo aver provocato il deragliamento di un treno nel tratto tra Catanzaro e Lamezia, avvenuto ieri pomeriggio, il maltempo si è allargato su tutta la provincia, dove le scuole sono rimaste chiuse per la giornata di oggi. Situazione critica anche su Catanzaro, città dove ci sono ancora famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone. Allagamenti e disagi hanno segnato tutta la rete viaria, con alcune strade che restano chiuse, come nel caso della provinciale per San Floro. Difficoltà si registrano anche per l'approvvigionamento idrico e le linee telefoniche. Disagi alla viabilità sono segnalati anche nel Crotonese. Il nucleo antifrodi Carabinieri di Salerno e il comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di conti correnti, fondi di investimento, depositi titoli, prodotti assicurativi, beni immobili adibiti ad uffici a Reggio e titoli di quote produttive nei settori oleario e seminativi. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere, frode informatica e truffa ai danni dell'Unione Europea per aver percepito illecitamente i finanziamenti comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia per un valore complessivo di 1.125.000 euro. Stamattina presso la biblioteca del presidio ospedaliero di Crotone sono stati presentati dal direttore generale dell'ASP Rocco Nostro 5 progetti denominati Prometeo e Demetra sull'efficientamento energetico delle strutture sanitarie aziendali. I progetti, per un valore di poco superiore agli 8 milioni di euro, sono stati presentati alla Regione per accedere ai POR lo scorso 17 novembre e consentiranno la ristrutturazione con cappotti termici delle strutture murarie dei presidi aziendali e l'allestimento di pannelli fotovoltaici sui tetti dell'ospedale e delle strutture distrettuali di Cirommarina e Mesoraca, nonché del poliambulatorio di Corso Messina. Inaugurato stamattina il Palazzo della Bonifica in via Veraldi a Catanzaro. Alla cerimonia erano presenti il presidente dell'Urbi Calabria e del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese Grazioso Manno, il direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni Anna Maria Martuccelli, il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, l'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra, la presidente della provincia di Catanzaro Vanda Ferro e il sindaco della città Michele Traversa, il vicepresidente del Consiglio regionale Pietro Amato, a benedire l'edificio Monsignor Vincenzo Bertolone. All'insegna delle 3 E, efficienza, efficacia ed economicità, il presidente Manno ha presentato il risultato tangibile di uno sforzo concreto di riorganizzazione operativa.